Siamo giunti alla terza corsa, premio Challenge Roberto Andreghetti. 1 miglio per soggetti di categoria BC, sono 5, 1 Diabolic DVS, 2 Corcovado, 3 Fun Quick, 4 Atic DL, 5 Conan OP. Il pronostico è schierato con Atic DL, numero 4, Pietro Gubellini in sediolo. Rinuncia Conan OP mentre parte forte Corcovado attaccato da Tic DL che in breve passa a condurre e quindi sfila in 50 metri sullo stesso Corcovado, più indietro Fun Quick, Conan OP e Diabolic DVS a chiudere il gruppo, primi 200 in 15,3 con tutta la calma possibile. Atic DL completa la curva e si appresta a completare i 400 metri iniziali che se ne vanno in 37, in seconda posizione rimane Corcovado, poi Fun Quick, ancora Conan OP e in coda Diabolic DVS. Non cambia niente tatticamente, tutti in fila indiana alle spalle del favorito che può così percorrere i 600 molto blandi in 47,3. Andatura decisamente ridotta, quella imposta dal leader che forse non è mai andato tanto piano e completa il giro in 1,1,7. Sempre in scia Corcovado, poi Fun Quick, Conan OP e Diabolic DVS in un ordine che non cambia, neppure all'altezza del chilometro, con Atic DL che lo percorre in 1,16. Ha cominciato ad accelerare, un 14,3. In seconda posizione Corcovado, in terza Fun Quick, muove a questo punto Conan OP che va su Fun Quick quando siamo a 450 dall'arrivo e cerca l'aggancio con Corcovado. Prova a sistemarsi in terza posizione in corda, Fun Quick non regge il ritmo e quindi è sopravanzato. Conan OP in schiena ora Corcovado, mentre se n'è andato a Tic DL che affronta addirittura d'arrivo con non meno di 4 lunghezze di margine su Corcovado che è ancora in seconda posizione. Conan OP prova a sprintare all'interno nel finale. Atic DL vince come vuole, secondo posto ancora per un eccellente Corcovado che tiene a bada tutti i tentativi di Conan OP, 1,13,1 il ragguaglio conclusivo, ma 27,9, 27,8 a chiudere, a testimonianza del bel primo piano di Atic DL, Pietro Gubellini in sediolo, Fausto Barelli al training per conto del signor Erasmo Rea.